Chiediamo un incontro al ministro Giorgetti, il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso preoccupato per rincari e tagli che i comuni saranno costretti ad attuare senza l'aiuto del governo. Resto nella Lega, ma a determinate condizioni e non a tutti i costi. Le parole di Roberto Marcato sul suo futuro nell'intervista esclusiva a Focus. Dopo mesi di polemiche serve, dice, un congresso federale. Tragedia a Velodastico nel Vicentino. Il 66enne ex consigliere comunale Claudio De Rosso scivola dal marciapiede, viene travolto e ucciso da un'auto. Folli evoluzioni in bici, sfiorando pericolosamente i bus in corsa. Scoppia la polemica a Padova per le imprese di un anonimo ciclista. Il ministro della Cultura San Giuliano designa lo scrittore e giornalista di destra Pietrangelo Buttafuoco come prossimo presidente della Biennale di Venezia. La nota del senatore Speranzone: spugnato un feudo della sinistra. Stamattina il Bombadei a Gallio, 349 persone evacuate durante l'operazione che ha consentito il brillamento dell'ordigno bellico da parte degli artificieri della Folgore. I polli non sono tutti uguali, ce ne sono di intelligenti e alcuni sanno anche contare, lo dice uno studio dell'Università di Padova. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla manovra economica perché ci sarebbero 200 milioni in meno per i comuni da parte del governo. Un taglio che preoccupa proprio gli enti locali, alle prese con spese sempre più elevate, col presidente di ANCI Veneto Mario Conte che dice: chiederemo un incontro al ministro Giorgetti. Sulla base delle valutazioni e l'impatto che questa manovra avrà sui comuni veneti chiederemo un appuntamento a ogni ministro di riferimento, compreso ovviamente il ministro Giorgetti. ANCI pronta a chiedere un incontro al governo per discutere, dice Mario Conte, in modo costruttivo e propositivo della manovra finanziaria. Lo annuncia proprio il presidente dell'Associazione Veneta dei Comuni di rientro dall'Assemblea a Genova, che è stata l'occasione per confrontarsi con i colleghi sindaci sulla situazione dei bilanci comunali. A parità di entrate, sottolinea il primo cittadino di Treviso, le spese sono sempre maggiori e questo provoca una certa insofferenza tra noi sindaci veneti, che abbiamo sempre garantito bilanci in ordine. La questione settentrionale, aggiunge, deve insomma essere rispolverata. Se in Veneto i sindaci veneti hanno da sempre avuto i conti in ordine, oggi vanno sostenuti, non bisogna chiedere ulteriori sacrifici. E per i sindaci si prospettano tempi di sacrifici per far quadrare i bilanci. A Treviso, ad esempio, tra il 2020 e il 2021 si sono spesi 900.000 euro in più per l'energia elettrica, 500.000 per il gas. Sono aumentate anche le spese per il sociale, come per le deleghe URSS o le assistenze domiciliari. Abbiamo avuto oltre 200.000 euro di spese per il contratto del verde, cioè vuol dire avere sempre gli stessi servizi ma doverli pagare di più. Il Comune di Treviso, in vista del bilancio di previsione da licenziare entro fine anno, sta analizzando voce per voce per capire dove intervenire, partendo da una certezza: la spesa per il sociale non si tocca. Andremo a rivedere tutto quello che è il tema della contribuzione su attività produttive o sulla cultura, e cercheremo di razionalizzare i servizi. Qualche opera pubblica dovrà essere rivista, ridimensionata oppure rinviata. L'aumento delle imposte comunali sarà l'extrema ratio? Capite che è l'ultima cosa che vorremmo fare, però se ci chiedono di tenere in equilibrio i conti, come in Veneto abbiamo sempre fatto, o aumentiamo le tasse o riduciamo i bilanci. Ho ben presente le difficoltà e l'impegno che caratterizzano le vostre giornate, i bisogni concreti e le esigenze che siete chiamati a fronteggiare, ma non posso ignorare il momento particolarmente delicato che stiamo attraversando, ha detto all'Assemblea ANCI il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La manovra di bilancio, ha aggiunto, per il prossimo anno affronta anche alcune questioni che riguardano più da vicino le attività dei comuni. Gli interventi previsti avranno la caratteristica della selettività e riguarderanno problematiche urgenti e specifiche. Resto nella Lega, ma a determinate condizioni e non a tutti i costi. Ieri sera, intervista esclusiva a Focus al nostro direttore Luigi Baccialli dell'assessore Roberto Marcato. Io resto leghista per sempre. Io morirò, sono nato leghista e morirò leghista. Non posso essere nient'altro. Ma non resto in una Lega a qualsiasi costo. Io rimarrò nel carroccio nella misura in cui il carroccio continua ad essere la mia casa. Non apre la porta di quella casa per andare altrove, ma nemmeno la chiude a chiave, perché potrebbe diventare insopportabile viverci, soprattutto per lui che ci si trova dal 1992. La Lega di Bossi, dice Roberto Marcato a Focus, la Lega della riscossa del Nord, della lotta contro l'arrogante strapotere politico a sfavore dei più deboli. Se la Lega continua
a darmi la possibilità di poter lavorare per questi obiettivi, con questi valori, bene, altrimenti io dovrò fare le mie scelte. Per mesi è stato il protagonista dello strappo più forte nella Lega Veneta in tempesta, con l'acme del ritiro forzato della candidatura a segretario regionale. Mesi nei quali il mercato è stato corteggiato da sirene forziste e venetiste e sostenuto anche fuori dalla galassia del centrodestra. Ringrazio davvero tutte le persone che ho incontrato in questi mesi e sono state davvero tante, anche da partiti che non avrei mai pensato francamente, però. Che la riflessione continui lo si è visto dall'assenza pesante alla partenza della scuola di formazione politica del Carroccio a Padova. Fumo negli occhi per l'assessore regionale. Io non vedo le piazze piene di leghisti, non vedo i gazebi che esplodono perché dalla gente che c'è sotto, non vedo la fila per fare le tessere, non le vedo queste cose, non sento questo afflato. E allora, come si fa a ritornare a questo? Dando un'identità forte al partito. E sarebbe opportuno che, come succede nella democrazia, la Lega si ritrovasse, facesse un vero congresso federale dove si discuta dei temi e si dà una linea politica. Dopodiché uno, se si riconosce nella linea politica, bene, altrimenti è del tutto evidente che deve fare altre strade. Una linea politica attuale che a Marcato non piace. Io per anni, assieme a Matteo Salvini, abbiamo combattuto l'ipotesi del Ponte di Messina, ma l'abbiamo spiegato ovunque. Oggi invece diventa il provvedimento bandiera per quanto riguarda la Lega di questa finanziaria. Noi faremo una manifestazione con la Le Pen che rappresenta quanto di più nazionalista ci possa essere in Europa. Allora anche qui, siamo un partito nazionalista o siamo un partito federalista? C'è l'autonomia inchiodata, obbligo morale di uscire dal governo se non arriva nel 2024, dice apertamente l'assessore. C'è una sudditanza inaccettabile nei confronti della Lega Lombarda e un rapporto complicato con Fratelli d'Italia. Molti problemi da risolvere prima che arrivi, dopo europee ed amministrative, l'appuntamento cruciale delle regionali, peraltro senza Zaia. Candidato alle europee o a sindaco di Venezia? Marcato crede poco a tutti e due e lancia una sua personale, inaspettata terza via per il governatore. Lui potrebbe essere il primo presidente della Repubblica Veneto, per la storia che ha, per lo standing che ha non solo nazionale ma anche internazionale, per le capacità che ha, quella è la via che io immagino per il presidente. Andiamo alla cronaca adesso col dramma della strada che si è consumato a Velodastico, dove un ex consigliere comunale che è caduto dal marciapiede è stato investito e ucciso da un'auto. Velodastico, tragedia della strada in via Roma. Tutto succede poco dopo mezzogiorno quando Claudio De Rosso, 66 anni, ex consigliere comunale dal 1985 al 1990, molto conosciuto in paese, sarebbe scivolato mentre stava spazzando i gradini d'ingresso della sua casa, cadendo in strada. Proprio in quel momento, secondo la ricostruzione, sarebbe arrivata un'automobile guidata da una mamma che stava portando all'asilo la figlioletta e che non ha potuto evitarlo. Sul posto sono accorsi medici e infermieri del SUEM 118 che hanno constatato la morte dell'uomo. Si ipotizza che all'origine della tragedia ci sia un malore improvviso oppure una distrazione, un piede in fallo che lo avrebbe portato a cadere. I carabinieri stanno verificando e approfondendo ogni supposizione. Folli evoluzioni in bicicletta sfiorando pericolosamente i bus in corsa. Scoppia la polemica a Padova per le imprese, chiamiamole così, di un anonimo ciclista. Stanno facendo il giro della rete le foglie acrobazie di un ciclista a Padova. È lui stesso a postarle sul suo profilo Instagram. VG22 il soprannome che usa sui social. La sfida è quella di impennare davanti a bus e tram e svoltare il più tardi possibile. Molti i video che lo ritraggono mentre affronta i mezzi pubblici. Le impennate però non si fermano alle strade perché il ciclista mascherato usa anche i portici per le sue spericolate evoluzioni. C'è preoccupazione per questo fenomeno da parte degli autisti dei mezzi pubblici che tramite i rappresentanti sindacali chiedono che venga identificato al più presto dalle forze dell'ordine.
Sulla questione si è mosso anche il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, che con un post su Facebook definisce imbecille il protagonista dei video che mette a repentaglio la sicurezza pubblica ed è un cattivo esempio di civiltà. Non possiamo tollerare l'incoscienza e la ricerca di fama a spese della sicurezza, del benessere di tutti, conclude sui social Gottardo. Il giornalista e scrittore Buttafuoco, designato alla presidenza della Biennale di Venezia, scelta fortemente voluta da Fratelli d'Italia col senatore Speranzon che dice espugnato un feudo della sinistra e scoppia la polemica. Il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, siciliano a 60 anni di Catania, è stato designato dal ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano alla presidenza della Biennale di Venezia. Ora la sua nomina, prima di diventare effettiva, dovrà passare al vaglio delle commissioni cultura di Camera e Senato, che dovrebbero concludere l'iter entro novembre. Il suo predecessore, Roberto Cicutto, rimarrà in carica su richiesta dello stesso ministro Sangiuliano fino a marzo 2024 per favorire un migliore passaggio di consegne. Solo dopo quella data ci sarà l'insediamento ufficiale di Buttafuoco, che però già dal mese prossimo, dopo il via libera formale delle commissioni parlamentari, sarà a Venezia per i primi contatti. Un passaggio di consegne, già nell'area da mesi, contraddistinto da un grande rispetto istituzionale tra i due. Cicutto, che ha portato la Biennale a numeri record, potrà così concludere serenamente il suo mandato fino alla scadenza naturale, portando a termine il Festival di Musica e la Biennale di Architettura. Così il presidente in pectore della Biennale ha ricordato in un recente convegno a Milano il giornalista Leo Longanesi. E pane longanesi significa un'educazione, caro Mario, è proprio quella che io mi sono ritrovato in casa quando bambino. Avevo vicino a me come feticci, come oggetti, le collezioni di giornali che portavano il marchio di Leo Longanesi. Quella di Buttafuoco è una nomina fortemente voluta da Fratelli d'Italia e dal governo Meloni. Tra i primi a complimentarsi per questa designazione c'è il senatore veneziano Raffaele Speranzon, suo grande sostenitore e vice capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Speranzon si è dichiarato felice e ha sottolineato come questa scelta spezzi un altro tetto di cristallo della politica. Poi ha aggiunto: la Biennale è stata considerata in questi anni un feudo della sinistra dove poter collocare amici accoliti. Fu proprio il senatore veneziano, diversi anni fa, quando era assessore alla cultura in provincia, a portare a Venezia Buttafuoco per presentarne un libro. Ora però non mancano le polemiche. Un piano nazionale per il diritto alla casa. Da Mestre parte domani la mobilitazione del Partito Democratico, che dopo sanità e salario minimo punta l'attenzione su un altro fronte che si sta trasformando in emergenza sociale. La casa è un problema che riguarda tutti i cittadini, sempre di più, anche nella nostra regione, che riguarda gli studenti, che riguarda quelli che sono in affitto, che riguarda per alcuni versi anche quelli che hanno delle proprietà. Parte da Mestre la mobilitazione nazionale del Partito Democratico per il diritto alla casa, con l'obiettivo di promuovere un nuovo piano che interessi l'intera penisola. Domani dalle 14 nell'auditorium dell'M9 si confronteranno sul tema esponenti del partito, docenti, sindaci, assessori di tutta Italia, dal primo cittadino di Milano Beppe Sala a quello di Firenze Dario Nardella, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore a quello di Vicenza Giacomo Possamai. Noi cerchiamo di occuparci di problemi concreti, come abbiamo fatto nel passato, dalla sanità al lavoro, e continuiamo a farlo. Domani lanciamo una nostra iniziativa nazionale proprio in Veneto sulla casa. Vogliamo parlare di tutto, di fondo per gli affitti, di emergenza abitativa, di casa per gli studenti universitari, di social housing, di rigenerazione urbana. Lo facciamo presentando le nostre proposte, un documento di cui indicheremo anche domani quali saranno le misure per poterlo finanziare. Un pomeriggio di lavori in cui si susseguiranno 5 focus sulle politiche dell'abitare, l'edilizia popolare, le risorse economiche a disposizione, la rigenerazione urbana in tempi di crisi climatica, ma allo stesso tempo lo sviluppo armonico delle città. Sarà la segretaria nazionale Elly Schlein a chiudere con il suo intervento i lavori. Domani nel pomeriggio sarà a Mestre per lanciare questa iniziativa che assieme al salario minimo e assieme alla campagna sulla sanità è uno dei temi centrali del Partito Democratico. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Di nuovo in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, ora sull'altopiano di Asiago per il Bomba Day a Stoccareddo. Ecco il momento in cui la torpedine Bettica, l'ordigno bellico della Prima Guerra Mondiale che era incastrato nel muro perimetrale della casa della famiglia Bau a Stoccareddo, viene tolto e spostato per essere poi trasferito nella cava di Caberlaba per il brillamento. La notizia al CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, aperto presso il municipio di Gaglio, arriva poco prima di mezzogiorno. La tensione si scioglie in un applauso alla parte più rischiosa delle operazioni che hanno visto impegnati gli artificieri dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore è conclusa. I nostri guastatori sono riusciti, devo dire, in tempi record, a fronte di un intervento estremamente complesso, a procedere a rimuovere questo ordigno che era incastonato dentro il muro, quindi è stata fatta un'operazione manuale. E queste operazioni sono state precedute stamattina già a partire dalle 7 dall'evacuazione del territorio. Le operazioni di rimozione sono state complesse e peraltro l'ordigno si trova in una posizione unica nel suo genere, come dicevate, incastonato nel muro, un muro di circa 50 cm, per cui l'approccio degli artificieri è stato di tipo manuale, per rimuovere gradualmente, prima facendo un foro laterale e poi raggiungendo gradualmente la posizione dell'ordigno per poi rimuoverlo. L'ordigno è stato messo in sicurezza, caricato su un mezzo dell'esercito italiano per essere poi spostato nell'area della cava dove alle 13:45 è stato fatto brillare. Le 349 persone che sono state fatte evacuare possono rientrare a casa. Adesso sono quasi le ore 13 e ufficialmente possiamo comunicare a tutta la cittadinanza di Stoccareddo e di Zaibena che possono finalmente rientrare nelle loro abitazioni. In segno di rispetto nei confronti di Riccardo Bau, la prefettura ha deciso di non dare un nome alla bomba. Questa è la cronaca della giornata. Allora cambiamo decisamente pagina, andiamo allo studio curioso dell'Università di Padova. I polli non sono tutti uguali, ce ne sono di intelligenti. I pulcini sono in grado, possiamo dire tra virgolette, di contare, in questo caso fino a 4, per trovare un contenitore, anzi il contenitore che consente l'accesso al cibo, quindi di mangiare. Sfatato quindi il mito che la gallina non è un animale intelligente. Non tutti i pulcini però sono intelligenti nella stessa maniera. Lo studio del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova su 2 tipi di pulcini domestici, l'ibro e il ross, selezionati per l'allevamento, ha rilevato che quelli che crescono più velocemente sono meno intelligenti. I pulcini che crescono più rapidamente hanno delle prestazioni inferiori in questo compito numerico, a dimostrazione del fatto che alcune modifiche che vengono fatte a semplici scopi fisici, cioè come andare a massimizzare l'accrescimento della massa corporea, possano avere delle ripercussioni anche a livello cognitivo. Lo studio è stato realizzato dal Dipartimento di Psicologia, dalla dottoressa Rugani e dalla professoressa Lucia Regolin, insieme alla biologa Beatrice Scarsi, con il supporto per la realizzazione dei video di Salvatore Frisina e della studentessa Naz Ashik. Quello che ci permette di capire è che delle manipolazioni volte a modificare degli aspetti corporei di fatto vanno anche a modificare un po' l'intelligenza dell'animale. Ci fa apprezzare quelle che sono le abilità cognitive e quindi di conseguenza anche le necessità di questi animali da reddito, per offrire degli spunti che possano migliorare le condizioni di allevamento. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Tra poco come sempre l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo.
La pressione atmosferica tende ad aumentare sul nostro territorio, dove il tempo è in via di miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 27 ottobre evidenzia una situazione buona. Fino al primo mattino, tuttavia, non è esclusa una leggera variabilità con residui piovaschi sui rilievi. In seguito crescenti rasserenamenti. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime sui 7-12 gradi, massime tra 18 e 22 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente cielo nuvoloso e piogge moderate e sparse, poi migliora, sarà infatti più asciutto e a tratti soleggiato, possibili mareggiate sulla costa. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove alla mattina sarà possibile qualche precipitazione residua, di seguito più sole. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 21-22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.